Buonasera a tutti, sono Roberta Lazzari di Union Camere del Veneto e ringrazio tutti voi per la numerosa partecipazione a questo primo Info Day che abbiamo realizzato nell'ambito del progetto Trasformazione Digitale Sostenibile delle imprese del Veneto. E volevo solamente già darvi un annuncio rispetto all'agenda che avevamo inviato con il nostro invito, e c'è una piccola modifica in merito alla trasmissione delle testimonianze aziendali di imprese che avevano partecipato a un precedente progetto con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con Stacca Posca, Camera di Commercio di Verona in collaborazione con l'Università di Verona, perché stiamo definendo l'informativa privacy rispetto ai video che sono stati realizzati durante i due eventi e saranno trasmessi questi due testimonianze per incoraggiare tutti voi a partecipare a questo percorso di mentoring. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra la Regione del Veneto, Union Camere del Veneto, le Camere di Commercio tramite i punti impresa digitale e le 3 università di Padova, Ca' Foscari e Verona. È stato costruito come un progetto piuttosto ambizioso, focalizzato proprio all'accompagnamento alla trasformazione digitale e sostenibile delle piccole e medie imprese della Regione del Veneto. E desidero sottolineare un aspetto importante, che questo progetto è stato finanziato in parte dalla Regione del Veneto attraverso la Convenzione PMI 2024, di cui Union Camere del Veneto ha stipulato una convenzione, e è finanziato sostanzialmente dal sistema delle Camere di Commercio. Il valore aggiunto è che abbiamo cercato di dare un progetto che coinvolga 3 università e il sistema camerale all'intero territorio. I partner del progetto sono Union Camere del Veneto, le Camere di Commercio, l'Università degli Studi di Padova, che in questo progetto ha voluto mettere in campo ben 3 dipartimenti, il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendale Marco Fanno, il Dipartimento di Ingegneria e dell'Informazione e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata. Università Ca' Foscari attraverso l'area di ricerca, ufficio promozione dell'innovazione e del know-how, Dipartimento di Management, e l'Università di Verona, Dipartimento di Management. E questo pomeriggio è presente con noi il professor Vladi Finotto di Ca' Foscari, che vi presenterà le fasi del progetto che è stato costruito assieme alle 3 università e al sostanzioso contributo delle Camere di Commercio. Prego, professor Finotto. Sì, allora, vediamo, intanto parlo per capire se vi arriva il segnale completamente, insomma, se mi sentite bene. Se ci sono problemi lo fate sapere in chat, io dovrei essere collegato con una linea piuttosto buona. Un paio di parole di introduzione un po' agli assunti, cioè che cosa giustifica il modo in cui abbiamo costruito questo progetto, e dopodiché alcune informazioni pratico-logistiche legate a che cosa dovreste aspettarvi se faceste parte di questo progetto. Parto dagli assunti. Come sapete voi, adesso presuppongo, vedo molte telecamere spente ed è giusto così, però diciamo che faccio un'ulteriore assunzione. Immagino che ci siano collegate qui moltissimi rappresentanti di piccole, medie, micro aziende della regione. Sapete di essere oggi centrali in tutta una serie di discorsi, in tutta una serie di elaborazione anche a livello di policy, di politiche, di iniziative rispetto alla competitività del sistema paese e dell'economia regionale. In buona sostanza, e davvero la taglio molto con l'accetta, abbiate pazienza ma ho bisogno di essere breve, uno degli elementi che oggi sembrano fungere un po' da ostacolo tra le piccole e medie imprese che noi conosciamo nel nord-est e nel Veneto e modelli di competitività aggiornati, avanzati, capaci in qualche modo di contribuire anche all'economia regionale in modo consono, è la scarsa dimestichezza o la ridotta adozione da parte delle imprese, di queste imprese, delle tecnologie digitali. C'è un di più, e lo abbiamo visto diventare questo di più molto forte a partire dal post-Covid. Le tecnologie digitali che abbiamo considerato fino al 2019, anche qua metto un discrimine abbastanza come dire,
discrezionale, ma credo di poter ragionare un po' all'ingrosso e non sbagliare molto. Le tecnologie del digitale, che fino al 2019 erano viste come un modo per le imprese per recuperare efficienza, quindi diventare più efficienti e capaci di controllare la propria struttura dei costi, capaci di disintermediare alcuni canali commerciali e quindi di fatto produrre delle economie, tecnologie ritenute importanti per rivedere i modelli di business delle aziende. Ecco, dal 2020 in avanti la tecnologia non solo fa tutto questo, che è ciò che ci aveva promesso l'industria 4.0, ma è vista anche come una leva sostanziale per rendere i modelli di business e le strategie delle aziende e la nostra economia più sostenibile. Il concetto di transizione gemella, quindi di adozione del digitale come modo per aumentare la competitività e allo stesso tempo rendere più sostenibili le imprese, è se volete, il punto saldo, il cardine fondamentale delle politiche europee, delle risorse che l'Europa sta dando ai diversi paesi, alle diverse regioni, ed è, che ci piaccia o no, con le riserve del caso che ognuno di noi ha o che non ha, è oggi l'elemento centrale nel contribuire alla ristrutturazione, alla riformulazione o all'innovazione delle imprese su diversi territori. Io vi dico subito anche, oggi presento io, ma credo di interpretare molto serenamente il pensiero delle mie colleghe delle 2 università cugine che parteciperanno a questo progetto. Io sono della scuola che non ritiene le piccole imprese refrattarie per natura alle tecnologie del digitale. Ho un passato anche da consulente prima di diventare professore universitario e ho visto che non è vero che le piccole e medie imprese non adottano per principio il digitale. In realtà, quando il digitale viene scalato sulle loro prerogative, quando non viene venduto lo stesso digitale che viene venduto alla grande impresa con migliaia di dipendenti, quando il digitale viene inserito in azienda attraverso percorsi di accompagnamento e di mentoring che sono fatti ora da dei consulenti, ora da chi vende appunto le tecnologie, ora dall'università, la piccola impresa lo adotta. Cioè, l'importante è che si dia alla piccola impresa una chiave di lettura della tecnologia e non le si dica la tecnologia è bella di per sé. Si accompagni l'impresa a fare il cosiddetto caso di business, cioè a capire in che modo la tecnologia non mi rende tanto bravo a fare dei funambolismi, ma in realtà contribuisce alla salute del mio bilancio. Quindi o aumenta ciò che io porto a casa sotto forma di introiti o mi consente di tenere sotto controllo i costi. Voi lo sapete bene, tematica oggi particolarmente importante, soprattutto di fronte all'incertezza di molte catene di fornitura dovuta a 1000 fattori diversi. La sensibilità per l'ambiente e per la sostenibilità, insomma, io pratico molto il mondo delle piccole e medie imprese è tutt'altro che distante o aliena a queste, quindi abbiamo visto che con molto favore e molta rapidità le imprese, quando si inquadra la tecnologia nel modo giusto e la si rende leggibile da loro, non esitano più di tanto. Il problema è che molto spesso appunto questa operazione di inquadramento, questa operazione di mentoring, di riempimento di alcuni gap, chi propone le tecnologie le propone secondo categorie e modelli suoi. Chi le deve usare ha modi di pensare diversi, o si presidia questo spazio di mezzo o le cose non accadono, o le aziende giustamente, o anche non giustamente, comunque le aziende rimangono caute e questo spiega un po' il ritardo del nostro paese. Ora, ci sono 2 modi di reagire a questa situazione, lo sapete bene, lo vedete spesso, anche insomma c'è chi, anche tra chi fa il mio mestiere, chi insegna, chi fa analisi, c'è chi dice le piccole e medie imprese sono irrecuperabili, cioè o cresciamo o ci dotiamo solo di grandi aziende che quindi sanno lavorare col digitale oppure non se ne farà nulla. C'è chi come me crede che invece il percorso possa essere costruito, l'avvicinamento sia tutt'altro che impossibile da produrre. Abbiamo esperienza, un progetto più piccolo in dimensione, concentrato a Venezia e a Verona, nel 2019 ci ha provato e ci ha dato prova concreta del fatto che le piccole imprese con un percorso di mentoring adeguato adottano con molto entusiasmo e anche con molta capacità di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie del digitale. La Regione, Unioncamere, il sistema camerale del Veneto hanno creduto a questo tipo di impostazione e quindi hanno rifinanziato, sostenuto e partecipano attivamente a questa riedizione del progetto PID su scala regionale. Dato l'assunto, cioè dato un po' e ve l'ho tagliato con l'accetta, ma spero di vedervi tutti quanti agli incontri fisici di progetto, che così
magari spenderemo un po' più di tempo e vi giuro che sarò un po' meno rozzo, vado a spiegarvi in che cosa consiste il progetto. Le 3 università, ciascuna su una specifica tematica di sua competenza, che cosa faranno? In prima battuta costruiranno un patrimonio conoscitivo, se volete, una serie di strumenti che consentiranno alle aziende di capirne di più, o se già ne capiscono, approfondire e consolidare meglio la propria visuale su diverse famiglie di tecnologie. Quindi avere dei contenuti che, vi dico già, saranno registrati, nel caso siano contenuti audio-video, o saranno comunque resi disponibili in una piattaforma digitale che sarà messa a disposizione degli operatori, quindi di chi parteciperà al progetto. La nostra idea in prima battuta è quella di selezionare e mettere a vostra disposizione una serie di contenuti, selezionare e produrre una serie di contenuti che vi consentano di dire: ok, ho capito, o già capivo, ma adesso ho capito ancora meglio a che cosa serve questa tecnologia digitale in un comparto, in un settore, in una realtà aziendale come la mia. Quindi serve per creare un livello, una cultura, se volete, uniforme sul territorio rispetto al digitale e uniformare i diversi punti d'accesso. B, ci serve come infarinatura generale perché noi vogliamo che la parte di formazione di questo progetto, che è la prima parte, non sia una formazione nella quale ci sarà qualcuno come il sottoscritto che raccoglie 50 aziende e per 8 ore, 16 ore, 24 ore vi racconta delle cose, ma in realtà il sottoscritto, i professori, i docenti, i ricercatori coinvolti nel progetto, insieme a un team di operatori che sono specialisti della progettazione di transizioni digitali e sostenibili, prendano quelle cose che voi avete imparato usufruendo dei contenuti online e ve le facciano mettere al lavoro in dei workshop. Cioè faremo una prima parentesi, una prima fase di formazione online che sarà l'insieme di mattoncini che metteremo al lavoro nei workshop che faremo in presenza. Una nota sola, questo responsabilità mia, scusatemi Roberta, ti segnalo, cambiamo nelle slide, le giornate di workshop non sono 2 ma sono 4, divise tra presenza e online. Dopo che voi avrete fruito nel portale che metterete nella piattaforma che sarà messa a disposizione delle diverse aziende, di tutte le aziende partecipanti dei contenuti, ci troveremo per degli incontri fisici, dei workshop, dove sarete guidati lungo la prototipazione di un possibile processo di transizione digitale nelle vostre realtà aziendali. Non ogni singola realtà, ma in realtà vi divideremo in gruppi più o meno omogenei per farvi sperimentare che cosa significa progettare, eseguire e valutare il ritorno sull'investimento di una transizione digitale, di un vostro processo. Dopo magari vi dico anche quali sono le tematiche. In questo modo, a nostro avviso, riusciremo con la fase di formazione online, a creare una cultura omogenea. B, con la fase di workshop riusciremo a darvi strumenti operativi che speriamo e confidiamo, e in realtà l'esperienza ci insegna che questo accade, saranno utili per voi per ragionare sulla vostra realtà e avviare nelle vostre imprese dei processi di digitalizzazione, quindi dei progetti e dei processi di digitalizzazione. C, attraverso queste attività il nostro obiettivo principale è quello di darvi delle direzioni e una guida duplice. In primis, ci piacerebbe pensare che passando attraverso a questi workshop imparate o migliorate la vostra capacità di comprare tecnologia. Voi lo sapete che l'acquisizione di tecnologie o servizi legati alle tecnologie molto spesso è un passaggio critico, difficile, molto spesso c'è un disallineamento tra ciò che viene proposto e ciò che effettivamente serve. Ecco, a noi piace l'idea ci piace pensare che saremo in grado di darvi gli strumenti per comprare laddove serva comprare, tecnologie e servizi legati alle tecnologie adeguati alle vostre imprese. In seconda battuta, ci piace pensare che vi daremo gli strumenti per valutare i ritorni sull'investimento che farete. In terza istanza, ci piace pensare che vi direzioneremo, anzi non ci piace pensare, lo faremo, mano a mano che vi conosceremo e lavoreremo insieme a voi, il progetto servirà anche come trampolino di lancio o comunque come punto di partenza in cui vi accompagneremo verso forme di finanziamento che vi consentiranno di portare a compimento dei progetti che nasceranno all'interno di questi workshop, accompagnarvi, che so, verso il Competence Center delle Venezie, quindi lo SMACT, accompagnarvi verso tutti i progetti, bandi camerali che sono adeguatamente pensati per accompagnare le imprese nella transizione digitale e così via. Quindi mettiamola così. L'idea è quella che una prima fase di percorso sia
gestita attraverso un portale, una piattaforma che vi dà elementi conoscitivi. La seconda sia una fase molto pratica che vi rende pronti ad attivare dei processi di transizione digitale in azienda e vi dà gli strumenti e le capacità o i modi di pensare per farlo. Per alcune delle aziende, poi, che selezioneremo sulla base di, come dire, criteri e soprattutto sulla base della loro possibilità di avviare dei processi di transizione che possano fungere poi da modello per molte altre, faremo un secondo approfondimento, cioè raccoglieremo alcune aziende, scusatemi, che parteciperanno a un affinamento di progetti possibili che potrebbero essere fatte presso di loro in un percorso formativo molto prototipale della durata di 6 giornate. Che cosa significa? Raccoglieremo un gruppo di aziende di volta in volta che hanno una problematica simile, insieme a un gruppo di specialisti che metteremo a disposizione come università, proveremo a portare i fabbisogni di queste aziende il più vicine possibile alla loro soluzione tramite l'elaborazione di pilot o prototipi di transizione digitale di un processo, che realizzando adesso davvero li sto tirando a caso perché poi lo scopriremo lavorando insieme, tirando fuori una dashboard che vi consenta un prototipo di dashboard che vi consenta di fare leva su tutti i dati che raccogliete e che l'intelligenza artificiale può elaborare secondo l'uno o l'altro modello. Un sistema di sensoristica che mette a valore tutte le informazioni che l'IoT messa sui processi produttivi o sui prodotti che vendete può fornire, e così via. Quindi l'idea è quella di intercettare dei bisogni molto sofisticati, non nel senso che sono avanzatissimi, ma che sono ben definiti, lavorarli insieme e arrivare a definire dei prototipi. Prototipando con queste imprese, anche se non daremo dei prototipi fisici alle aziende, ma proveremo a lavorare di fino, la nostra idea è quella di produrre conoscenza e modelli di transizione digitale che poi vorremmo rinversare sul resto delle imprese, quindi un'operazione di approfondimento che diventerà contenuto che poi metteremo a disposizione sia delle istituzioni che delle altre aziende. Quindi chiudo questa slide, che così possiamo passare alla prossima: formazione online, workshop e poi dei piloti su un gruppo limitato di aziende. Ogni università, allora i cicli di workshop, quindi la seconda fase, il secondo punto se volete dei 3, saranno 4. Ce ne saranno 3 gestiti ciascuno da ogni università. Come dire, per competenza, in realtà tutte e 3 le università potrebbero lavorare su tutti i temi, ma in una sorta di divisione del lavoro dove ognuno ha portato a valore ciò che aveva di più pronto, o forse più spendibile rispetto al pubblico che abbiamo di fronte. Ogni università si occuperà di un workshop tematico. Cominceremo noi come Venezia, approssimativamente verso marzo. Adesso poi vedrete le slide sulle tempistiche del bando e quindi a partire da quelle poi daremo quelle che sono le date di partenza dei workshop. Noi ci occuperemo dell'utilizzo del digitale per le relazioni con il mercato. Ora, senza star qui a darvi tutti i punti che toccheremo, che sarebbe molto lungo, la nostra idea è non solo quella di darvi strumenti utili per impostare la vostra strategia di marketing e comunicazione sul digitale, la vostra capacità di raccogliere dati dai mercati, dai clienti, dagli user e usarli per prendere decisioni di marketing che siano, e anche strategiche, che siano il più adeguate possibili a quelle che sono le condizioni che affrontate. Ci interessa poi concentrarci anche su una parte che molto spesso non viene considerata e che io ritengo importantissima, soprattutto nelle piccole e medie imprese che non hanno risorse da sprecare, ed è la parte di valutazione del ritorno sull'investimento. Come faccio a valutare se davvero l'investimento su Twitter, X, TikTok, sull'e-commerce o sul CRM sono valsi appunto la cifra che ci ho messo dentro, il tempo che ci ho messo dentro, le risorse che ci ho messo dentro? Ecco, noi produrremo dei contenuti online che vi accompagneranno ad approfondire le vostre conoscenze su questo. Vi faremo lavorare in aula su dei progetti che hanno a che fare, progetti molto concreti, cioè scorreremo, come dicono quelli che hanno fatto il militare da McKinsey, come dice Seminerio, scorreremo tutta la pipeline che va dal ho un bisogno al metto giù il business plan per fare l'investimento. E soprattutto capisco chi interpellare, chi assumere, quali competenze interne e quali esterne devo mettere al lavoro, quali tecnologie mi servono, come fare la software selection. Ecco, vi guideremo lungo una simulazione di un percorso che vi lascerà
gli strumenti per replicarla nella vita reale della vostra azienda una volta che deciderete di fare un investimento. L'Università di Padova si occuperà invece di quanto accade con l'utilizzo del digitale dentro la fabbrica, mettiamola così, nei processi produttivi. Anche se poi vedrete che ci saranno comunque delle overlap, perché anche noi per esempio avremo degli overlap con Verona che parlerà di intelligenza artificiale, ma come dire, ogni università avrà un suo polo attrattore. Per noi sarà il digitale nelle relazioni con il mercato, per Padova invece sarà il digitale applicato ai processi produttivi e alle operations, quindi sia interne alle aziende che lungo la supply chain. Questi sono i primi due. Quello di Padova partirà indicativamente intorno a maggio invece. Adesso vi faccio un'ulteriore specifica, anche se poi nelle slide e in quello che vi diranno le colleghe di Union Camere lo sentirete ribadito. Gli altri due cicli di workshop, che invece saranno successivi e riguarderanno il secondo bando, sono quello, se volete, tenuto, che avrà come responsabile, mettiamola così, l'Università di Verona sull'intelligenza artificiale di supporto alla trasformazione dei processi di filiera, della gestione delle risorse umane e della sicurezza digitale, negli ambienti digitali. Quindi in questo caso il focus è l'intelligenza artificiale di per sé applicata a 3 aree molto importanti e molto critiche oggi in una molteplicità di supply chain e di filiere dell'economia regionale, in realtà di tutta l'economia nazionale, ma noi come dire, presidiamo direttamente e ci piace pensare che diamo un contributo all'economia del Veneto. Il quarto invece sarà un workshop misto, cioè mano a mano che procederemo con il progetto vedremo quali sono le tematiche, come dire, quali sono i fabbisogni, le tematiche più a cavallo tra le diverse aree, e ne faremo un quarto in cui tratteremo invece tematiche proprio tematiche cross categoria, cioè tutte quelle cose che richiedono più delle altre, perché non ce n'è nessuna che è solo marketing, solo produzione o solo intelligenza artificiale per le risorse umane, ma ci saranno alcune problematiche che richiederanno, come dire, che saranno 30-30-30. Ecco, quelle cose lì le metteremo nel quarto e ultimo workshop in cui lavoreremo tutte e 3 insieme. In realtà lavoreremo sempre insieme, ma lì saremo tutti e 3 contemporaneamente a gestire i workshop. Possiamo passare alla prossima. Sì, e volevo specificare che il secondo bando sarà pubblicato nella primavera del 2025, indicativamente a maggio, e riguarderà proprio l'intelligenza artificiale e supporto alla trasformazione del processo di filiera, e ci sarà in prima come organizzazione ci sarà l'Università di Verona che coordinerà questo tipo di attività relativamente ai workshop. Per quanto riguarda invece il bando, prego. Grazie. Allora, il bando uscirà domani mattina alle ore 10 e chiuderà il 31 gennaio 2025 alle ore 18. E il bando sarà pubblicato, il bando e tutti gli allegati saranno pubblicati sul sito di Union Camere del Veneto, e sarà anche redatta tutta una scheda riassuntiva di come poi procedere, poi ve lo spiego, a candidare la propria domanda di partecipazione tramite la piattaforma che abbiamo definito con Infocamere. Dunque domani mattina alle ore 10 uscirà il primo bando, ci sarà il testo del bando, la domanda di partecipazione, l'allegato 2 è la scheda tecnica, allegato 3 è la motivazione delle imprese e report SETI 4.0, e su questo dovete fare riferimento ai punti impresa digitale di ogni Camera di Commercio, dunque dovete fare riferimento alla propria Camera di Commercio provinciale. Poi abbiamo anche predisposto una procura da parte del soggetto beneficiario qualora si facesse supportare da un professionista nella predisposizione della domanda. È possibile anche allegare certificazione o ulteriori documenti a sostegno di quanto dichiarato nei 3 allegati, dunque della documentazione che ci può aiutare maggiormente a comprendere la vostra esigenza, il vostro fabbisogno, al fine poi di aiutare la Commissione nella valutazione. E dunque ci sarà questa commissione che sarà costituita ad hoc, composta dal segretario generale della Camera di Commercio di Padova, dal segretario generale della Camera di Commercio di Vicenza, dal segretario generale di Union Camere del Veneto, e poi ci saranno i 3 professori incaricati a seguire l'implementazione del progetto, a dare un supporto proprio
tecnico-scientifico. Che cosa valuterà la Commissione? La Commissione valuterà il rispetto della scadenza, naturalmente, le motivazioni fornite dall'impresa, le esperienze delle imprese in riferimento alla doppia transizione, le strategie di digitalizzazione per il futuro dell'azienda. E si guarderà anche l'ordine cronologico, nel senso che la Commissione guarderà l'ordine cronologico, cercherà di iniziare a fare questa valutazione tecnica. E il punteggio massimo previsto sono 30 punti. Ebbene, e per quanto riguarda invece come presentare la domanda di partecipazione, bisogna compilare gli allegati, di cui vi ho accennato prima, in tutte le loro parti. È possibile scaricare sia il PDF che anche la versione in Word. Tuttavia andranno ricaricati solamente la versione PDF. Abbiamo utilizzato la piattaforma web Telemaco predisposta da Infocamere, così potete procedere alla vostra candidatura. E quando entrete in questa piattaforma è necessario sottoscrivere un contratto chiamato Telemaco, che è un contratto gratuito, che serve per consultazione dati come misure, bilanci, proteste e vie pratiche. Poi, una volta essere entrati in questa piattaforma, bisogna completare la registrazione e dunque tale operazione è da effettuare solo al primo accesso attraverso il percorso web Telemaco. Dunque bisogna andare nella sezione servizi e gov, completamento o modifica della registrazione, e all'interno di web Telemaco troverete anche una guida alla registrazione. Abbiamo richiesto di avere anche questa possibilità di informazione per agevolare tutte le imprese o chi presenta la domanda ad avere tutto il supporto tecnico. Una volta effettuato l'accesso a registroimprese.it troverete la voce sportello pratiche. Da qui bisogna cliccare la sezione e-gov. Successivamente cliccare il contributo alle imprese per accedere al portale e portale di compilazione comprensivo anche della sezione info. Per presentare, come già detto, è necessario caricare tutti gli allegati in versione PDF e poi domani mattina, quando pubblicheremo il sito, il testo del bando e le relative allegate, abbiamo predisposto anche la scheda informativa dedicata proprio a come presentare la presentazione della domanda. Poi naturalmente noi saremo a disposizione per ogni richiesta di chiarimento o di supporto tecnico per agevolare insomma la vostra candidatura. E qui ci sono i nostri contatti e siamo disponibili a darvi tutto il nostro supporto. E, naturalmente questa per me è la prima volta che partecipo a un'attività così complessa, ma mi auguro che ci sia effettivamente un target molto elevato di imprese che siano interessate a partecipare a questo percorso di mentoring e a capire come questi strumenti digitali possono migliorare la loro sia competizione nei mercati internazionali, ma anche migliorare la loro performance produttiva. E se ci sono domande, per cortesia, siamo qui a vostra disposizione, e altrimenti ci potete chiamare o scrivere e cercheremo di darvi tutto il nostro supporto.